Signore e signori, buonasera. A nome dell'Associazione Culturale Teatrale Georgios sono lieto di presentare Sarrinesci Siamo Ricchi, commedia comico brillante in 3 atti, tratta dall'opera di Rocco Chinnici. Tra poco su questo palco potrete apprezzare uno scorcio di vita. Scorreranno via i sentimenti, le risate, i pianti e il sogno di apparire più colti, più belli, più ricchi. Cicco, protagonista della commedia, avrà questa aspirazione. Lui, che è uno spensierato barbiere, rivolgerà un occhio al capello e l'altro al suo desiderio più bello, il denaro. Ma quello di Cicco non è strabismo, ci vede benissimo il nostro amico, che sarà persino capace di mettere in scena una recita pur di ereditare le ricchezze dello zio Frank. Quest'ultimo è un emigrante che, malgrado abbia fatta fortuna in America, non è felice. Anche lui sente il bisogno di amare qualcuno. In un contorno di piacevoli scenette riconoscerete l'uomo mostrarsi diverso, al fine di scoprire la felicità che va cercando. Basterebbe risvegliare il bambino che è in lui e con i suoi occhi apprezzare la bellezza in un fiore che sboccia, lo splendore di un tramonto, il sorriso di un amico. Quando terminerà la nostra commedia, un vostro applauso, un cenno col capo ed un saluto sarà per tutti noi un grazie gradito. E Sarrinesci siamo ricchi. Buon divertimento a tutti. Silenzio, grazie. E permesso. Ma so Cicco. Che ti pare? Un salone è sempre aperto e questo non c'è mai. Sto bottigliato di paperi è sempre per ripetere. E che sa vai? Non avete a parlare e discorso. Vediamo se sta ricordo. Certo che me l'avrei a fare una babba. È un appuntamento con Rosa Lingua Longa. Vediamo se questo sa correre e si ricoglie. Sì, ma se invece dato, non posso mettere a aspettare a questo. Sempre dico che sto cuccione è zeccato in ta casa. Che dorme, che può fare? Cicco! Cicco! Ma su Cicco! Poi Cicco! Cicco! È buono! Oh, basta non mi facci di pugni! E fare un piscinario, i pugni sentono di tagliazza, si sente! Aspetta! Vabbè, scusare, era fuori che passavo. Sì, quanto passo con saloni? Perché questo è un salone. E se mi asciughi tempo, mi farei la babba. Ma io vi pago, eh! Non mi pare che venne cacavoglio fatta franca babba? Sì, continuate! Scherzate! Io a fare mi cazzo una bottiglia di acqua, chiave una mattinata, chiave una procura a cade, se tanto ora per fare papà, basta per non fargli di pugni, per favore. Mancate su voi stamattina, questo è pugni. Tutte le porcherie che si mangiano, la bruciura. A Pitri, come sto salone. Vai. Compare, ma posso dire una cosa? Città da oggi, avete la iatta? Pugni! Oh, Casino! Disgraziato! Ma che? Ma quali? Pugni aia! Ma quali attecani? Facete una babba che non è una... Appuntamento con una femmina. Vedete qua? Non si parla una iatta! Ma quali atta? Camminate, ma facete questa babba, stavo solo a fare il Comandate, tempo. uno con questa mattina! Vai. Non ci basta aprire! Buongiorno, Comparo, sapete che avete ragione? Una iatta stamattina? Non è che per caso già siano vedi sto mio picciotto, vedi, giro un po' paese. perché ora capite, pagare un picciotto in testa putina. E certo, compare, l'hanno tutti, pure i cinesi, e io che faccio, non le vedi, ma che fai scherzare? Cazzo, quanto è, ma tu, vediamo se gioca tutti. Questo cicco veloce però, vai!
Oddio. Buongiorno. Salve. Ma no, non ti posso lasciare un minuto solo. Uno, che sono potuto da qui. Basta vedere scene da sotto e comincia a parlare da Juventus, di Moggi, va quello è Moggi. Oh, vi dico, portiamo rispetto. E poi facciamo a compare i bracci. Compare, io intanto mi leggo il giornale. Veloci, mi pare, fammi sta babba. Compare, però lo sapete? A me mi pare di capire perché vi mantenete un picciottino. Lo sapete che dovete sentire tagliazzi? Che ora spatti di fare un babbere, di fare vino, cocciapelo, ora ben scemetti sto magari a sceppare i denti, a fare un dentista, va. Ma vero che? Picchioni, cominciai ieri e già stavi. Ma c'è un mummuro in questo paese. Caro compari, oggi uno per poter campare si deve dare diverso e sapere fare tutte cose. Compare, mi dite che cosa vuole fare, niente coglioni. E per fare un dentista, sanno avere studi, sa che essere laureato. E voi siete un ignorantonazzo. Anzi, non mi avete chiesto l'anno scorso la quinta elementare a scuola serale con mio figlio. Compare, Scusa. la laurea non c'entra. E che ne pare? Laurea di appannare per la prima volta un dentista per la pulizia dei denti. E come finivo? Come finivo? Che manco comincioi. Se la faccia di fissa ci mettevo circa un minuto per la pulizia. Poi mi feci i suggeri e mi disse 50 euro, grazie. E ora bambini, compare. Ma non finivo, ca? Perché? Che per Matteo, compare? Che mi Matteo? Che vuoi essere dentista? Io è pure un amaro. Io mai toi. Vede che ci vedremo quanto prima. Sa, i suoi denti sono molto fragili e lei difficilmente resisterà a lungo al dolore. Intanto sciacqui e sputi e arrivederci. Vabbè, ma voi sapete, funziona così. Che io fare? Sciacquasto, sputasto, pagasto e fino a nasto, no? E secondo voi che vai a fare, compare? O scudai? Sciacqua i denti, o dai acqua l'orta del rubinetto che mi dite, perché acqua l'orta del rubinetto io. La pago. Risciacquai? A ricucci tutta? A vedere che giro. E ci spudai in tua faccia tu la salutarizzata. Compare, ma che cazzo lo facevi? Io in casa mi faccio a babba. Che mi disse? Mi faccio lo shampoo. Compari, mi fece a vedere che ci fece il dentista. Guarda che mi state lamentando. Un signore mi denuncia quanto prima sto dentista. Vai. E tu dolore di denti, come finivo? E come vai a finire, compari? E si spacciò pure la seggia, così Come tu vai a casa? Ti fai una pedatinaglia? Mi stai? Io mi scippavo denti che mi doleva. Guardate qua, guardate che c'ho perfetto. E che del tuo forno? Che del tuo forno? Non mi interessa. Va bene, ma... Sì. Vai. Perciò, ora sei dentista. Ma vedete, chi sa studiare assai, poi ripeto, e sa la pratica. Voi non la vedi sta pratica. Ma compare, ma che sta... Ah, era una mattinata che ti chiedi per salire. La pratica la hai pure. Dall'ultima settimana che passò io. Ci scippai i denti a dopo ragazzi mi piace. E poi mi scia a pedata intera che aveva sappato da panamma di mia nonna e ci azzecca in tabbucca. Ma lo sapete, ci sta perfetta. Quando non saccio che tu hai a fare, sazio a stilasci di dentisti, non ce ne dubbio. I cristiani
che denti più complicati, più difficili. E ma hanno una cosa da, un pizzicoccolo, che sapi dito. Compare, voi siete troppo facilista, ma così decide voi, non mi volete scudare a me. Fumate e poi vedete che non è da così. Assai che ti chiede, compare. Forza Italia! Forza Italia! Tu! Forza Italia! Tu! Forza Italia! Calmo. Piglia il respiro. Calmo. Sa posso? Ma sentita l'imotina Matutico? Bastianito, a sentire qua, che come appena compare il braccio mi paga a papà, io sogno qualche cosa, e te ne vai. Ancora stamattina non hai fatto niente. Avanti. Ah, così. Bravo Bastianito. Ti mancava io stamattina. E voi, tu bradi, ne intimidati! E che stai a dare? Se potessi dire che sei pieno di soldi, sono tempestista. Io non mi passo tanto buono. Che dici? Visto che hai che dare, assumete che sei un capo, per fare passare lo tempo. Ma fa sentire una canzonetta. Ragioniamo, compare Brazzi. Perché non mi fa sentire chi da che canta tu? Chi da che canti sempre da? Che da tu? Come si chiama? Chi da? Giuri. Sì, Giovanni. Ciuri. Ma che tentito, ma tu dico! Perché io obbedienti! Duri! E non duri! Io una brucio tutta mattina. Bastiano. Tu! Dicisti, tu! Ci siamo! Tu! No, tu! Ho tentito! Tu! Ah, buono, vai. E pare che sei cresciuto stamattina, è bene? I di tutti! Ma che ti dite? No! I gemelli! Bastianello, lasciamo stare. Canta quello che ti piace a te, non puoi sapere niente. Avanti. E tu vuoi cantare tarantuna? In tallo! In me! In ti! Oh, Bastiano! Ma che è stamattina? Ma che ne sai come la cantare? Cantala come tu! Cantala in lui! Basta che canti però! Diti la tocca Valutanu Uhuni Diti de Dorius Veti Quante Volta! Senti qua, Bastianetto. Oh Bastianetto, parla con me. A te che vuoi mettere noi di qua? Ti vedi? No, niente, dici che ci rubisti, dici che ci do la testa, ci do. Che fare allora? Mi dai un mudo! E allora tanto? A suo cicco. Quindi di qua, va bene una parola. Tu fai la mia che non segnato buono a sto barbiere, lui tu. Ho comprato. Mi da chioi! Quasi, c'hanno vicino. Che c'è? Ah, vieni di qua. Vai, che c'è? Ma te ne meriti. Oh! E ora mi raccomando! Canta bene forte! Viti na tocca Valutanu Uhuni Ciao! Viti na tocca Valutanu Bastian! Più forti! Viti na tocca Oh! Che coveri! Di tanto
Botti, tipo, toppa. Ah! Di tanto botti, tipo, toppa. Con tanti voti cipa botta! Ma che dici, Bastiano? Ma non dico cantare forti, ti succò che ne vedo! Canta buono, quanto ti sentiamo? Tanto botti a tutti. Bastiano, ma che c'è già così? E a cantare come cantavi prima? Ma che ti veniva oggi? Tomo prima. Poti. Voti, così! E E chi? Ah, ma allora fa così! E fammi sentire sta bella canzone a forza, va! Forte, mi raccomando! Pittina trottato, valutanone, e te curioso e te, pote pintare. Ora, io tono e tu balli. E ora parlo io! Non mi pare essere. Ora karaoke, ogni Maria De Filippi. Non mai meglio. Manco rispetto per due ore di Topascia. Ora, se può fare un sonno, manco si era un piccirito. E tu, a babà su un alzo, ci canti, e poi non ci ridi ancora, ma non ti bastai! E ora, che pavitate con mia? No. Io non ci tuppo niente, ci tuppa, ma tu dico, che mettete tanta foti, tutta vi vedendo. Ora, arrantatevi, che butto il metto di legno. Vicina lontano, vado da noi. Oh. Vieni qua, che ti dai la soluzione! Ma vediamo che fare stamattina! Ora ti mando ti mando pronto! Ma cosa fate, donna Rosalia? Ma perché lo volete assolvere? Oggi è giorno di penitenza e ci a fare scontare tutti i suoi peccati. Ma cosa dite? Non credo proprio che Cicco abbia dei peccati. Si è confessato l'altro ieri. Con Vossia, ma non con mia. Oh, via Rosalia. Parrino, Vossia, e ciò più buono. E sapi quanto cristiana pigliano per fissa, puntandoci solo quello che ci piace a Ibi. Piace Micheli, sapi, oggi a noi mi ci faccio una visita a Don Cammelo. Poveretto, che mi passi in mano combinato, solo, senza una femmina al lato, mi feci una pena. Oppure, Piace Micheli, sapi, oggi a noi, ogni donna santa, quanto ci fazzi su pizza, non ci intenda. Ci ho parlato proprio dal re e mi feci una tenerezza. Ma non è che signora ci conta, che ha suo pace, proprio pace, o a suo maci, chi di che l'intero mondo, i talenta non funni letto per misati sani, senza mi ci fanno manco una visitella. Ma siccome Vossia è ciò più buono, si dice tutto quello che ci dicono. Ma se invece Vossia, tu confessionili, tenissi in un bello marruggi scuba e ci dassi in tre mossa ogni volta che sapi chi sbagliano. Vorrei vedere se poi la signora ritorna che ci conta solo quello che ci piace a Ida. E ognuno sbaglia nei confronti di Dio. Pace Michele, prima di tutto ognuno sbaglia nei confronti tu proprio paci e da proprio amaci. Chi con tanto amore mi crescero e noi auci con tanto sdegno l'abbandonavano non funni letto, aspettando che morono. Sante parole, ma un giorno ognuno risponderà per quello che fa. Ma ora la prego, donna Rosalia, Suor Concetta, vorrebbe parlare un attimo con Cicco. Sì, ce l'ha su Suor Concetta, è tutto suo. Attia, se non mi ti pare che finisca, là i sabati,
Sul Concetta, voi sia benedita, padrino. E Dio ti benedite, figliuola. Ma, Io non c'è uno di casa. ma ti confessa spesso tua moglie? Lasciami chiedere. Qualche giorno di questi, io vengo in casa stia. Mi vedo una bella tonica. E la confesso io, la confesso. Ma ci ne dare una gran passata. Che ti fa diccare pure ogni mattina. Ti ne fa diccare. Scusate, suor Concetta, ma che ti femmine, ma ci fanno bruciare che davvero ora. Ah, dai, Cicco, certe cose non dovresti neanche pensarle. Giusto? Dici questo giusto? No, non ci avessi a pensare completamente. E avessi solo chiudere gli occhi e a caricare, e un figlio qui. Ma, Cicco, come? Mi ricordo di quel giorno quando in chiesa, innamorato, pronunciasti quel dolce sì. E ora? Ma Gioianno? Eh? Gioianno? Gioianno? Ma dico io, ma non mi vedete seccare la lingua? Uno spinimento, una paralisi, un coppicore, no? Cicco, attento. Le cose che auguriamo spesso accade che ce le troviamo addosso. So Concetta, io a mia di chiami mi seccava la lingua. Le cose che ti sapessi erano riferite a tutta mia moglie. Non c'è cortesia. Su, smettila adesso e senti invece quanto deve dirti suor Concetta. Io vado, sorella. Ci vediamo per l'ora del rosario, eh? Andate pure, padre Michele, tanto io sarò breve con Cicco. Arrivederci, facemi chiedere. Aspetta se ci vedo una freccia. Grazie, Cicco. Ecco, sorella. Piano. Oh, che giornata, sorella, che giornata. Senti, Cicco, io dovrei dirti una cosa. Dovrei svelarti un segreto. Una cosa che tu non dovresti sapere, mentre io... Sono Concetta, mi state facendo confondere. E aspettate, cominciate da capo e decidimi tutte cose senza problemi. Io, per grazia di Dio, non hai niente di mucciare con nudo. Anzi, aspettate un attimo, quanto vai il controllo? Che cai mura e anni ricchi lunghi. Aspettate. Una cosa fiducia a credere. Facci. E allora? Allora, Cicco, senti, tu sai cantare, perché altrimenti non se ne fa niente. Oh, io? Sì. Cantare? Sì. L'avete presente a campana da chiesa Macici? E che se ne sta cadendo pezza a pezza? Ecco, io canto da sta maniera. Ciaccato, paro. Ma perché sta domanda? Vedi, Cicco, tu devi saper cantare, perché sia vero quanto sto per svelarti. Su Concetta, mi dicessi una cosa. Non è che per caso a voi lei che fare in ta chiesa non navi? E bene che... Va bene, forse è meglio che me ne vada. Vedo che non ti interessano proprio $1 milione. Sorella, che fa? Sorella, un attimo, vediamo Maria. 1 milione di chi? Di dollari. E che c'è io può cantare e che dollari? E se tu mi lasciassi parlare, vedresti che c'entri. È come se c'entri. E parlassi, state per una volta. Pazienza. Te dollari. Cicco, tu in America hai uno zio di nome Francesco. Lo sapia io? Era troppo bello, era. Sto cristiano gioco che dice lei, io non canuscio, proprio canuscio. Oh, avanti, a ruota stamattina. La veria non zio America. Ma che c'entra? Si chiama come mia, si chiama Cicco. Quindi si chiama Cicco. Ma perché? Tu all'anagrafe ti chiami Cicco? Dall'Africa come mi chiamano? Se fossi oggi non stai capendo proprio. Prima America, ora l'Africa.
Avanti che Roma stasera, così mi fa girare, mezzo mondo mi fa girare. Ma quanto sei ignorante. E pensare che tuo zio ti crede colto, ricco di talento canoro, vestito alla moda. E invece guardati, io ho detto anagrafe, non Africa, anagrafe. Cicco, tu sai che cos'è l'anagrafe? Cicco, cos'è l'anagrafe? Lo sai? E lo sapevo. Solo un miracolo potrà farti diventare ricco. Sorella, ma scusare mia, ma io continuo a non capire niente. Anzi, se c'è dire la verità, mi viene sempre più difficile acchiappare il concerto. Sì, tu più parli e più ti diventerà difficile acchiappare, come dici tu, il $1.000.000. No, sorella, io con $1.000.000 mi farei cucire magari una bella chiaramente in tabbucca. A poi sapete come canteria e suoneria per tutto? Va bene, allora, ascolta. Tu in America hai uno zio, di nome Francesco, che in dialetto si dice Ciccu. Questo tuo zio è rimasto molto legato al nostro istituto. Ogni tanto mi scrive e devo dire che mi manda pure qualche dollaro in beneficenza. Proprio l'altro ieri mi ha mandato una lettera e in questa lettera mi confidava che desidera lasciare tutti i suoi averi, che ammontano a $1.000.000, al suo unico nipote ed erede, Ciccu Sciortino, abitante a Torregrotta, via Mezza Salma. Il numero non si capiva bene. Sorella, di tutto quello che dici tu, non capi niente. Una cosa però capi, che tu Ciccu Sciortino, che dici così? Sogno veramente io, E sia lodato Gesù Cristo. $1.000.000. E dato che adesso incomincia a capire, ascolta bene quanto egli esprime nelle sue volontà. Sì. Chi vuole? Per prima cosa, egli desidera che tu sia colto, ma molto colto. No, sorella, e allora cominciamo male. E mi guardassi. Ti guardo. Mi sta vedendo buono lei? Sì, Cicco. E che faccio? Mi scuccio ora. Colto, istruito. Incominciamo proprio bene invece. Vieni qua, ascoltami. L'altra cosa è che lui desidera che tu vesta con vestiti, come dire, sui generis. Sorella, e allora diciamo che già il sistema abbiamo concluso. Non possiamo fare più niente, va. Ma perché, scusa, ma ti viene difficile vestire con abiti particolari? Sorella, ci disse ancora che io con $1.000.000 facessi qualsiasi cosa. E allora? Magari mi metto a camminare in tagliazza del paese con vuole fuori. Mi scusassi, mi scusassi. Ma mettimi i robbi, i generi, no! Io sono un figlio, e mascolo vi giunta? Se mascolo come posso chiamare? Non ti fidate che tu modello, non si può pigliare qua. Ma che c'entrano i generi e tuo figlio? Io ho detto sui generis, per indicare uno che veste con abiti particolari, alla moda. Vieni qua, vieni. E per ultima cosa, lui desidera che tu sappia cantare. Tutto qui. Tutto qui? Sì, tutto qui. E meno male, Dunque, ricapitolando. In poche parole, io vi sto chiedere, subito. Sì. Ma vorrei appestare alla San Fransò e sapere pure cantare. E scusate, sorella, è tutto questo davanti a noi. Il più presto possibile. Tuo zio mi ha scritto che verrà per l'ultima volta per la festa del patrono. Ma quale, che già stanno? E quale? Se no quella dell'anno prossimo. E come faccio, sorella? Manca picca.
Ma manco se mi mette a fare un pellegrinaggio con i volo Tinder non ci posso trovare, scusate qua! Lascia stare la madonnina del Tinder e questo tuo di fuori. Qui è questione di buona volontà e di pazienza. E tu dovrai averne tanta se vuoi diventare ricco. Io vado, Cicco, il rosario mi attende. Come? Ah, ma siete no? Cicco, prima vedi un piccolo al fuoco e ora cosa picchia sto solo? E cosa vorresti? Non mi picchio io! Sorella, vai! Io non so manco dove a cominciare, non ne mettere le mani. Va, sorella, io che mi mettere a parlare in italiano. Vi studio di Henry. La voce come chi? È un cantante buono. E poi sono concetto sapete. Questa famiglia di cose fiedose che mi sono da vita. Come moriamo zio, che fate? E che vi pare? Che vi pare che non se ne accorge questa volta che hanno che fissa? E ti saluto Nenì, non ne battono, si arrogogliono. Cicco, io quello che dovevo fare l'ho fatto. Anzi, non avrei neanche dovuto. Pensa che non ho detto niente neanche a padre Michele. Adesso è tutto compito tuo. Sia lodato Gesù Cristo e che Dio te la mandi buona. Ah, ma manna buona. Me lava mannari. Ci mancava chi ci mancava stamattina. E qui ha fatto mai, non ha fatto mai sti posti. A posto il Sud America, tutto complicato, tutto mi cantare sopra. Tutto torni si comincia. Ma... Io che tua felicità non ne ho potere e la ricchezza chi certamente ti tilarà e camminare. E il tuo primo esercizio siamo a posto. E come se ora ne cito conservatori. E pure non mi aspettavo. E a piedere tu. Quanto a suirmi. Minnuaio. A minnuaio mi sono professore Nicolino. Amo forti. E pipestri alla San Frasò. Ah, che cosa avrei a trovare in questi negozi cinesi che c'è a Torri? Non mi pare che tutta la di essere a posto? Oh zio, ho convocato questi dollari! Ho chiamato zio! E camminano, io che qua felicità non ne ho potere né a ricchezza. Buongiorno. Chi certamente Mi stavo preparando per cantare come è stato padrone. Ora mai picca manca. ma Davide, a dire la verità, sta innata non mi pare proprio che comincia il buono. E lasciate stare sta festa dopo uno, che si mancava che assai era meglio. Ah, decidi. Ma che vai a dire? Ma sentite che musica? Pesciata. Sentite ora facile di quello dentista. E abbiamo portato a me vicino che pieno. Pensate nel prescivio quello dei denti. Ah. Che nottata, non posso dormire proprio, non ci faccio più. E poi dopo Pino, calmate più ora, calmate. Dai, il dolore, a buca mi sta salutando, non ci faccio più. Dopo Pino, guarda. Oh,
State bevuto. E che se chi ne memo chiede, ne picchia a coppelini. Non l'ha visto o no? Avanti, state, faccio. Vedete? Oh mamma! Chi è stato bevuto benissimo? Quanto sei? Buono, va. Avanti. Io non c'ho dentro. Aspettate. Vai. Chi è stato bevuto? Vai. Silenzio. Mamma. Poi alla destra. Avanti, cosa? Leviamo sti così. Vai. Oh mamma! No, ora vediamo. Stai morendo! Ya vedi sta buca. Ya vedi, piazzai. Aiuto! Datemi aiuto, non ce la faccio più! Vai! Chiamarsi! Gli pare che sia avuto una fognatura! Che dolore! Ma chi mangiate? Tu chi morti mangiate? Oh mamma! Stai morendo, non ce la faccio! Oh mamma! Non facete poi che sta roba! Oh mamma! Calmarvi! Morto sogno! Tratti così! Morì! Ora vediamo! Buono! Oh mamma! Oh mamma! Vai, guarda che mi dai così! Vai, mamma! Oh mamma! Datemi aiuto! Buono, casogno! Ya vedi la bocca! Oh mamma! Allora, ya vedi sta bocca? Aspettate. Mamma che tette franchi di capiti! Adelante a caccio voi! Guai! I dolori! I stenti stai vedendo! I stenti! Ma stenti, sta qua la macca è cominciato! State bevuto! Guardate! E allora, io vedo sta bocca! Allora, che affari, Che poi lo so vedere, mastro circo. Quelli sta ora? Come che poli? Poli... mie mogli, in questo caso, la mia odontotecnica, la mia infermiera, gli è scenuta di sopra con lo anestetico. E allora, dopo il pieno, deciditevi. Oh, guardate mia. Dovessimo scippare in vivo o con lo anestetico? Don Peppino, basta che la mia infermiera carica un coppo cane, che lo anestetico fa subito di effetto e così non sentirà più niente. Passerà all'altro mondo senza sapere come. Ma poi, ridonna, perché o di Santo Peso e come ci avete sto forno, manco da sua per e allora, da perché? Che dici? Il dolore! Ferma! In vivo me la lasci fare! In vivo, sì, In vivo me la lasci fare! in vivo. Oh mamma! Morto! E allora, decidi. Qual è ho detto che vi do? Fammi scippare! Fino a prima potevo io! Non vi preoccupate! Un attimo! Allora, qual è ho detto che vi do? Qual è? Ho capito! Aspettate, ora provate a toccarne a uno, così sappiamo qual è preciso, va bene? Ya vedi sta bocca? Ya vedi? E allora proviamo a toccare chi fisto. No, ma perché? Vieni di qua. Ya vedi sta bocca?
guardiamo, quanto dopo, chi toccare? Come non capisco? Mi vuoi aiutare? Mi vieni il cantine da prossimo vicino? Prima che si prende sbagliato. Tieni a destra. Mi state facendo su destra. Siete tranquilli? Tieni a destra, chi scappa? Ti cala. E allora? Chiedimi. Ma non chi sto? E che ne sai, questo è buono. E vedi. E chi sto? No, questo Stauso è buono. E vedi. Ma Stauso? E che ne sai, questo Stauso, buono. Vedi. E Stauso ancora? Sì, forse che sto sento. Ho capito. E come pensavo io che era tutto. Vostro cugino non aveva proprio niente di niente. Niente. Amore. Che ci sta volando. Guardate qua. Capito? Non c'è. Lo vedete? Dai, sono. Io è solo una leggera forma di impressioniti. No, chi? Niti. Impressioniti. Io una leggera ambizione all'impressione. In poche parole. Impressioni. È una sensazione fisica. Chi spinge ci rimetto. E a fare ne sentire che non c'è. E se come non c'è. Come senti? Ma però l'impressione che chi ha diffezioni ne convinci lo sentiamo. Io invece non è niente. Sì, ma io lo sento, forte. È buono, state modo. Vai. Ma senta Mastrocinco, che ti dici che non è niente. Questo dopo il vino, questo è normalissimo. E perché dà l'impressione, ci avete troppa ambizione. E allora che si può fare? Ci sarebbe una cosa che si può fare. E quale? Chi da andare un pessecoccolo. Un dottore va a testa, va. Che Idro che fa? Ci dirà i michietti di intavanza. I michietti. Si pentara a dire di intavanza, non che michietti. Comunque, ci dirà si pentara di intavanza. Pipidiri, quale chitto, chi ci infeziona l'impressione. E ci cura sta impressione. Oh! E avanti, succedi per papà sonazzo. Io non avete niente, venite qua. No, guardate. Oh, vi fidate di me. Ora vostro cugino vi accompagna dall'occhissicopolo. E vi dite che subito, ritornate qua e mi ringraziate, spatti. Avanti, però ad essere allegro, prima che l'infezione si impressiona di più e non perché vediamo più niente. Grazie, Mastrocinco. Lo sapete io come apparenza vostra? A parte vero questo Mastrocinco? Niente, che manda a dare. E anzi, se non vi viene troppo di stupo, biccetteria, tu bicetta freschi, e un giardozzo di che te lo sai. Niente lo dicevo. No, non mi basta. Vabbè, Mastrocinco, stasera sapete. Non mi preoccupate. Oh mamma morta. Stanno nel bagno. Non ci vuoi. Vai. Oh mamma che caso ginecologico. Tutta sta credenza. Sogno troppo buono di cuore, troppo. A saperlo prima ci ha considerato anche denti, consideriamo 5 minuti. Da sto paese la maestria dello sapere non hai mai un compenso, mai. E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme. Se ci arrabbiamo noi, ci ritroviamo poi. Picciuni! Un corpo e un'anima. La 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 la.
Sì, signorina! Oh, signorina! Vieni di pinni qua! Non è mia, io! Sta zitto un attimo! E a parlare con voi! Quando vediamo, se questa fetta voce, mi potessi dare per il disposto di mio zio, non so che me la so, sto fuoco! Permesso? Salve! Ha chiamato a me? Proprio ella sì! Mi scuserebbe! Ma lei è di sto paese? Non sape che ha una bella voce? Grazie. Sa, io sono una cantante. Sì, non sono di questo paese, ma di Messina. Mi trovo qui soltanto perché studio. Sto preparando la mia tesi di laurea sulla vostra meravigliosa chiesa e sulle opere architettoniche. Non so se conosce Suor Concetta, io sono amica sua. Sì. Come se ne conosciuto? E anche di Padre Michele, che qualche volta mi ospita. Vedi sto parrino, quanto belli cristiani che confessa, complimenti, veramente. È bellissimo. Ma con Padre Michele? Ma cosa ha capito? Io parlavo del paese, con le sue piazze, i passetti, i monumenti. Signorina, facciamo discorso. E allora, lei che è cantante, vedo magari che è pure fluida, e sicuramente lei mi potesse consigliare un suoni i vestiti di Ennidi. Ora dico io, non è che mi potessi dare a fare tutte queste cose. Mi creda, non ho capito proprio nulla di quanto mi ha appena detto. Si spieghi meglio e non si sforzi di parlare, diciamo in italiano. Forse la capirò. Va bene. Allora, io avessi... Aspetta. Io ho... vuol dire ho. No! Non ce l'ho! Magari io lo volessi! Ma cosa volesse? Che lei mi daresse una mano 3 volte. Capivo? Continuo a non capire. Ce lo spiego meglio. E allora, lei mi dovesse insegnare a sciogliermi, cantare e a vestirmi. E visto che si gioca, ti può insegnare a tutta la mia famiglia. Capivo ora? Mi pare di cominciare a capire. Ma lei, mi scusi, sa? Sì. Ma io vorrei entrare nella sua privacy. Signori, ma che discorsi sono? Ma guardate voi, già si caiccia noi. Ma cose di legge, ne paghi. Ma che sta scherzando, signorina? Un gabinetto caiccia solo per uomini. Oh. Il gabinetto. E lei che disse? Chi vuole ciasere? E prima che ciasi, io ci le dire che non si può ciasere, no? Mi sembra di sognare. A raccontarlo ai miei amici ti voglio. Chi vuole ciasere nel tuo gabinetto? Ma perché pure questo lei ci conta all'amici suoi? Ma che gabinetto è gabinetto? Senta, non è che lei col suo, diciamo, modo di fare vuole prendersi gioco di me? Ma ce lo giuro, signorina, un gabinetto caiccia, sono solo per uomini. Venisse che ci faccia sapere così ti faccio passare Ma che mi vuole ti vedo un fare? gabinetto. Ma non lo voglio vedere il suo gabinetto! Che gabinetto è gabinetto? Io dicevo privacy, nel senso di prendermi confidenze, entrare nel suo privato, insomma. E poi volevo capire, ma come mai, vista l'età, non ci ha pensato prima di istruirsi? E lei voleva ciasere nel tuo gabinetto per sapere tutte queste cose. E perché
ora si presentò il suo mezzio. Che prima non c'era. Come zio? C'era, certo che c'era. Solo che, come si dice, ora si cioffa, va. Io non mi aspettavo. E siccome se non mi insegno queste 3 cose, io non mi lascio i dollari. Io che avrei a fare? Come dice lei? Avanti. Ah, signorina, ma lei io pago. Pago. Non si pigliasse in serio i soldi, capivo ora? Forse sì, forse no, ma comunque. Ma che sarebbero gli altri componenti della famiglia? E allora, ci sono mio figlio che è un poco, diciamo, insomma, che non è per lei. Non che lei è brutta, anzi, grazie a Dio. E che, come si dice, non ci piacciono i femmine, va? Capito? E poi un secondo e c'è me pace. Sì. Chi è spasato, fa tutto libero, cammina, ti prendi non ti muove, non cagadiamo, E secondo lei qui? Mi scusi. Se io oggi dissi che c'è uno caito, è spasato, che cammina, che prende rotti, o può chiedersi. Scusate, signore. Pronto, prova fonica, papà, un istante. Mi stanno facendo un giro con free. Papà, free un giro si fanno su io, perché è scirocco per ora per fare. No, non lo fai scirocco. Papà, ma un istante. Aspetta. Aspetta, io le alzo. Signorina, lei ha comanda, ti detto a me, papà. A suo papà, mi scusi, perché è importante. Aspetta, lascialo buttare così. A fibria, tutto un suppiato. Vuoi, molto sugno. Vuoi. Ma che fa? Sale sulla scia! Signorina, come un altro fa? Mamma mia, ce la facciamo? Vuoi vediamo avanti? Mamma mia! Mamma Vuoi. Ce la fa? Non vi immaginate! Cammina. A fibria, come sta fibria? No, guarda, sono quanta signorina, cammina. Signorina, non chiedi lei. No, niente fa con Free, non ti preoccupare. Pure! Fidanzata, che l'aiuta! fidanzata è la signorina, fidanzata, niente fa con Free, cammina, saluta, Free. Picchiare i puttani. E ora gira, non ti occupare, Vedi, sono pure, cammina. Vai. Cammina, chi stai mia moglie, cosa disgraziata. Vai. Signorina, che ci sono lei pure ora, va? Mi hai incuriosito! Solo ci mancava Free. Guarda, ma Free in tua famiglia. Questo ci mancava. Abbiamo finito! Siete in 3? No. Come no? Ora c'è un vecchio. Un dolce. Lei quando mangia che fa? Primo, secondo e poi dolce. Ora c'è un dolce. La top. Mia moglie Rosalia. Pure? Che pare un generale di battaglione. Cammina sempre casa con moschligno in te mani. Fai fa così. Non sa fare avanti, è sempre così. Si intende che ti imitassi Clori, stava pure insieme. Ma dico io, ma guarda da qua. Te vorrei fare quanti siete dopo? Scusate signorina, Ida chi? No. Sentisi signorina Sinanassi, noi oggi non aveva a cantare niente, né pignati, né linzola, né ferropistrelli, insomma, niente di che tu che lei vieni, va? Ma io non ho deciso! Io, da così decidi. Ma colpa signorina, non è la so. È di tu cragno un attimo e marito.
Che modo so? Vorrei fare tutti i cosi. Scippare i denti, fare a babba, picciare i guaci. A tutti quelli che passano in tasciata, che ghinciano i fanciaseri. Se invece io si facesse ogni tanto... Senta, signora, io ero in giro per gli affari miei quando sono stata chiamata da suo marito. Ed è stato lui che ha cominciato a raccontarmi di un vostro zio che dovrebbe donarvi dei dollari. Quindi io non c'entro proprio niente. Mio zio? Sì. I dollari? Sì. Ma quali dollari? Io se chiudessi come non ti sta bucate capita, tu potessi spiegare volentieri tutte cose, per file e per sé. E meno male che siamo in Italia, perché si sta montando un'isia, quanto alla rabbia, con tutta la moglie di armi che usano già, e spieghi là a tutte le mogli. E pensiamo a tutti io. Fossero stati tutti come a te, gli avessi preferito per mi sparo un caviglia e mi muoro ballando, te sento. Spatti! E pure avevi pure ragione. Ma con musica chi hai invece di fare giochi? Sentissi, signorina Sinannassi, noi da mio marito, sparra, d'ogni numera, non avevi più ci ripeto, con la sua pace, E poi, signorina, se ne avessi che mi sarci una cosa di contare a muccioni. Cioè dicessi, o primo che passa in tasciata o una dincia. Sentite, io mi sto trovando ad essere coinvolta in discorsi da commare e per i molteplici impegni che mi trovo ad avere non ho proprio tempo da perdere con le vostre idiozie. Quindi scusatemi, ma ho proprio urgenza ad andare. Ci mancava anche questo. No, signorina, per favore. Vabbè, non è che siete tanto sani. No, ma vedete. Dico io, ma mai di si castare in guazza? Mai di video di confusioni? Grandissima pessima pelusa e fragile che non si altro, ora che sai, usare un anno. Scusate signorina, è il momento del rosario ora. Velicca! Uniti di stanno! 8 voci di verde visti! Non è che fosse stupidisti! Va, corri, dai, giudo, che tanto a te non ti seppi. Perché non usi mai? Dimmi quando hai usato ci rivedo in te l'ultimi 20 anni. Quando vai dalla zia? Dacci dopo se mi piace si sistema la testa finalmente. Si farò senti! Fuori di visti! E portami il gioco! Lo capisci? Mamma mia, che famiglia, che amore! Ma gioia, ma che fai stamattina? Ma sei dormita? Un sonno? Ma un sonno che non mi dico. Mentre il nonno e poi un sogno. Eravamo al lago con Umberto e stavo pescando un pesce. Così. Suo figlio. E che ci dici io altro? In questa casa non si sente parlare d'auto. Ma una vuota, dico, una vuota mi ci sentirei dire. Sai papà, a oggi mi stai una bella cozza, una bella ciccia, no, la ciccia, no, in questa casa obbligatoriamente pesci e pesci, li facciamo i soffari di vita. Pesci. Che mi cana prosciutto. Ma dico io, un picchetto, ti buttassi una cimice da casa, pure stessi che ci stocco, non faremo una bella ghiotta. Ma quale ghiotta? Che giorno di chisti? Tu fai vedere io che ci stocco che ti porta in casa? Io ho visto come io, spazio. Piuttosto, fai canci che sti pantaloni. Non ti pare brutto fare iniziare sto piscinaro da sta maniera, no? Ma quanto sei arretrato! Sei proprio a Matusalemme! Si usano mai portarli così i pantaloni?
È la moda. Spegniti papi, ci sei, ce la fai, sei connesso, ma io non lo so. È la moda! Io mi tempo si chiamava il cogna. Ora diventai moda! Vera! Tutte queste cose che ci vedono sciada, tutte queste cose, un bacia, un munci, e che camuria sta moda, che camuria, che tempi, signoruzzo, che tempi. Signorina, nonna di mio padre, egli è, come dire, molto arcaico e i suoi discorsi sono rimasti fermi a quei tempi. E no, anch'io sono e mi sento di essere moderna. Ma queste cose che dice tuo padre, io non mi sognerei mai di farle. Che sono? Il volersi bene è una cosa intima, non aperta al pubblico. T'aggiappai finalmente, cosa fiducia? Minchia, sbagliai. Insomma, un euro ci rivedo. Ah, tu veniste per casa. E perché non mi richiesti? E quanto di desro? Figlio di scecca. Forse voleva dire Francesca? E questa, Aucia? Ma voi io ho chiesto, detto pace che si mangia qualche parola. Fitti chiappu, vieni qua, caperi. Un euro ci rivedo. Un euro, caperi. Un euro, piccavi gioi. Un euro, sai. Piccavi gioi. Una noi. Capi gioi, piccavi gioi. Un euro ci rivedo. Un euro, piccavo questo bicchiere. Piccavi. Piccavi il tuo bicchiere. Piccavi. Tu sei nata che con ciò stai nata, chiami. Stava chiesto, sai? Guardate come faccio. E poi eventualmente mi correggi. Vediamo. Camminando, io cerco la felicità. Aspetta, No! basta. Ascolta. E camminando, No, camminando, io cerco la felicità. Ma poi, dico io, se in italiano non la sai cantare, perché hai scelto proprio questa canzone? Signorina, che vuole che ci dico? Questa canzone mi ricorda tante cose, e ha tanti significati. E poi proprio con lei la canto perché mi ricordo tutto. E allora posso? Guardate. E vabbè, dai. Guardate, E camminando, io cerco la felicità. Basta. Per cantare bene ci vuole più dizione, più sentimento. Ho trovato più pathos. Ci vuole più pathos per cantare bene. Hai capito? Paduzzi. Ma è sicura, signorina? Paduzzi. Sì. Pathos. Guardate, e Dai, dici, vediamo. E camminando, io cerco la felicità. No! Che cosa facciamo? L'accompagnamento pure? Ma come, signorina? Beh, prima dici Caduzzi e ora si incazza. Ma che tus? Io ho detto pathos. Ma come si fa? Ma signorina, ma lei che fa? Si incazza ora? E no, signorina, come lei comincia a scegliere il resto della famiglia? A lei ci già fa un esaurimento, no? Ma lei
chi gliel'ha detto che gli istruisco tutta la famiglia? Perché io me ne vado, così rischio di impazzire. E tuo zio, pensi pure quello che vuoi di voi tutti. Ah sì, signorina. No, mi dica una cosa. Mi dica una cosa. E io, che dovessi dire io, che vivo con tutti quelli, con tutti. Ma tu sei come loro, quasi irrecuperabile. Irrecuperabile? Va bene, va. No, ho capito, stavolta capì. Il destino che mio zio sti soldi se l'ha a portare di nuovo a casa. È il destino, e basta, Mi spiace dirtelo, ma credo proprio che tu i dollari non li avrai mai. Sì, ma io voglio, ne mettiamo d'accordo. Io voglio 1 milione, sono 1 milione. A meno che... E a meno che cosa? Senti, tuo zio è da tanto che non ritorna qui al suo paese. Tanto? E quando era piccolino, Vuoi dire piccolo? Così va. Allora non ti conosce. A mia no. Quindi non conosce nessuno della tua famiglia. No, signorina, e a dire la verità, conosce a mio padre. Perché mio padre, io è suo fratello. Ah, è suo fratello? Mio padre sì. Sì, ma egli, poverino, è come dici tu. Come padre? No, signorina, non se ne può pigliare copia. Passato, fa tutto libero. E non vedi che c'è casetto posso giri vetro per vedere. Non se ne può pigliare copia di mio padre, lasciato lo stare. Allora, non capisce niente. E se non capisce niente, quindi... Forse ho trovato la soluzione giusta a questo caso. Vai. Sono e tu? Io chi? Signorina, vorrei capire che ci sta parlando, non sta studiando per giusto dopo. Valutando la situazione che mi hai appena raccontato, dovremmo scenare una sorta di commedia in cui tu dovresti diventare monaca sul concetto, insomma, colei che in tutti questi anni ha tenuto stretti rapporti con tuo zio. Ma che decidi, signorina? Io ho la femmina! E monaca più giunta! No, lo vado più la testa, signorina! Sì, va bene, ma dove parla? Li vuoi 1 milione di dollari? Ma monaca che... Ascoltami, tuo zio non ti conosce e non conosce nemmeno Suor Concetta, o meglio, la conosce solo attraverso le lettere. Quindi tu, travestendoti da Suor Concetta, farai in modo di far capire a tuo zio la necessità di donare il 1 milione di dollari al proprio nipote, anche se egli non è colto, non sa cantare, eccetera, eccetera. Ma ti rendi conto che fortuna sarebbe? Sono 1 milione di dollari. Sentite una cosa, signorina. Fatto. No, quale fatto? A Regina è fatta. Un attimo. E se Suor Concetta scopre tutto sto potello? Non preoccuparti, a lei daremo un po' di soldi affinché possa ristrutturare l'istituto. Tutto questo era il problema. È sistemato, ho pensato ogni cosa. Un momento, signorina, vieni di qua. Vogliatemi capire buono. Ancora. Scusate, E Suor Concetta va bene. Ma il mio me, cioè la mia persona, quello che l'avrei a fare. Avanti. È vero, non ci avevo pensato. Avete dopo. Ogni tanto reggio. La dovremmo far fare ad una persona realmente colta. Ecco, e dopo devo lì, al volante a tuo paese. Vedi, amore.
Non ti preoccupare, a tutto c'è rimedio. Io so, non ne piglio, no. Nana, ho trovato! Come? Chi meglio di padre Michele? È colto, sa tutto. Meglio di lui non c'è altra persona. È tutto sistemato. Io intanto, non ti preoccupare, perché ci vado a parlare subito. Sicuramente anche lui avrà qualche lavoretto da farsi fare in chiesa. Vado, sistemo tutto e poi ritorno. Ho sistemato tutto, non ti preoccupare. Vado, ora Oh, mamma, che fuoco che sta carusa. Oh, signoruccio, pietà. Perciò, ricapitoliamo. Io faccio suor Concetta e me. E l'altro me, padre Michele. E io come faccio a fare tu facile? Non è che è tanto facile. Stanno a avere studi. Un momento. C'è tanta gente in questo paese che riesce a fare tu faccio come grasso. E io con milioni di dollari ci vai ancora pensando. Ma che sono cretino. Ma che è come fai? Se che facevo scherzando? Ci mancava Cicirano stamattina, ora siamo al completo, non manca più nessuno, o che fate nada, si conosce per il ringrazio. Niente, oggi non ti può andare a casa, va? Oh, basta, non sono io, oggi non è giornata. senti papà! Come hai detto? Chi non ha pizzeri? A te che sta tenerezza? Come chiedi tu? Hai detto che c'è interessa? Un zio d'America, un zio dell'Australia. E tu basta che sono a casa? Ma tu dico, non ti è! E mi farò sempre da chiaro. Non c'è. Ciao, sì. C'è tu che tu come sono e canti? Te ne mi date una passata ogni 5 minuti. Ah, sì. Che devi fare allora? Un temunino. No, ma che dici, Bastianito, che dici? Che ti passa tanta distanza, che ti passa? Continua a fare lo scaccio. Questo pare che mi piglia per fissa. Ma non dico, vediamo per pizza! No, Bastiano, non ti piglio per pizza, è pedone ti piglio. I pedoni! Oh, Bastiano, andiamo tutti questi stimi che oggi in testa e che sfumato pure con te. Ah no, te ne può andare, torni ministri, te ne può andare a casa. Poi, quando siete dalla canzonetta sta molto. Sei fittato, Didi! Tu capisci dove vai a fare? Fanno via tutti! Dai! Bastiano, ti dici che non è giornata voi, quindi va a dire, va a casa! Oh! Ah, signoriti, io pure ci mancava sta alle 10 bambini. Va dai! Bastiano! Bastiano! Ma oggi, ma dimmi di unni veniti, perché io non mai dato, arrivata, capito? E fateli, e ora? Potete di vivi? E se sapessi che tu mi hai un figlio, non farei tutti questi pescatari, va! Ti intemo! Vuoi sapere? Io hai una moglie che mi vuole dare sempre cosa. Un padre che è fatto tutto di testa. Un figlio che non sa ancora se è mascolo o è femmina. E per concludere ci mancava mezzo d'America con tutti i suoi camorri. Hai visto che tu che hai? Oh! Non ti vedi? Vero! Io ho dato come ti vedi, ti è mascolo o è femmina. Tu vedi come ti fa? No, Bastiano! Ti apri e ti guarda, ti apri un pennulo e macolo. Ti non apri un pennulo e femmina.
capito? Niente! O lavi o non lavi! E cattuissimo, è vero! Oh Bastiano! Bastianino, ma credimi, frate, ma che tu vuoi? Io che ti odio, vorresti essere come te, ricchissimo! Ah, ma non hai visto ti mettere tutti e due, come Gianni e Pinotto! Camminare, passata mano nella mano, il culare, che mente libera sopra noi. Ah, Oh yes, yes, capito. Thank you. Yes. E qui chi stu? Ma chi fosse a Roma, zio? E ora sta arrivando sta grande oscuro. Qui. Boh. Chi trovare? Qui. Good morning. Excuse me. Oh yeah. Pode giocare? A sta ora! Ma non ci può a sta ora! Scusate, ma voi così appuccicati? I look for us to say. No, non saccio! Non saccio. Chi? No, non saccio. I look for Chico. What? Minchioni! Perché? Che cosa sogno? Cosa è essere successo? Conosci tu questo Chico? Chico! E questo Chico? Cui ti rimatto di cui! Cosa dire? E che lingua parlare io? No, niente! Io dici tu! Più secco tu! Ugualmente che lei è entrato, io già ci fa il paragone dell'ingrassaggine, va? Io devo essere, come dire, dietologo! È fissato con la tete, insomma, va, capito? Ma ti diti, ma tu dico! Lo sentite? Che ci disse? Illo, gli avesse una lingua gite, che vorreste dire in termini medici, un'infezione allo linguaggio. In poche parole, non riesce a spiegare bene le parole, va? Yeah. Illo essere del nostro stato, alright? Alright, Tony, andiamo giù lì. Straniero, non understand. Ti diti! No, Bastiano, niente, dici che non ne stenni. Forse ti pare che qua siamo una lavanderia. Non ti preoccupare, ma vedi, No, io avrei detto no understand. no? No understand. No, understand. Che significa? E che ne sa ciò? Che mi conta mia pure tu? Tu sai che sarà? Sarà che mancano di sigarette. Ne vanno così tanta America. Anzi, vuoi fumare? Ti! Hello? Dici Illo? Che se vorreste fare 2 derate, va? Sigaretti! Dare tu sigaretti! Nix. Bastia! Lo sentisti? No, Samacca! Come a fare? Dito, è fatta che fumiamo! Dici Illo? Che va bene pure un Nix, fatta che fumiamo! Cosa avere capito? Nix vuol dire niente sigarette. Io non fumare sigarette, io fumare solo sigaro. Allora, conosci tu questo Chico? Se sentisse, io e questo mio amico straniero non essere di questa casa, noi aspettassimo lo barbiere che ci dovesse fare i capelli. E siccome io non c'è, e visto
che già è 3 ore che aspettiamo. Ora è meglio che ce ne andassimo. Anche tu straniero. Oh, yesterday! Noi ora intraprendere il viaggio. Ce lo saluta Ossia, va bene. Namonini, passiamo. Ma ti dici, ma tu dico! Namonini, mi stava facendo, ti spiego tutte cose, cammina, poi cammina. Sì, ma non ti va di che ti io, ma i dati arrivati. Rivedi? Arrivati. Non ci state capendo niente. Intanto essere questo salone di barbiere che mi aveva indicato. Chico, nipote mio, where are you? There is no anybody. Chiano, chi da scala volamo? Che cosa? A Scala andiamo. Quale? Chi di Milano? Il sogno contento. Cantiamo a Scala di Milano. Ossia, mi vado, mi metti i piedi, ci dissi. Prima mi contiamo tutti scalati. Che dici ora? E c'entrava sulle melone? Sì, cicciola. Chiano! Guai! Molto sogno! Chi è? Ci finì a Babbaria? A schiena, non la sento più! Cicco! Corri, vieni qua! Non c'è, usapia. Di quantavi che ci ruoi a notizia? Il più bello sozio d'America non c'è mai. Io essere bello. Fossi, era meglio che sto sozio morì a America, senza che ne sapi un monenti. Ma con una botta stavo su crasto. Io essere crasto. E picchiavi i dollari, capaci che pure un vecchio rimbambinuto, un tozzo parato a gitta. E chi volesse magari si butta a bacchetta. Darimi questo, darimi quello, ok? E se senti pure stavo c'è camurriata, ok? Forza, piano, non c'è sempre, piano. Non mi posso vedere. Sì, non c'è, non c'è, forza. A leggere, c'è sempre. Forza, c'è sempre, Vai, molto sogno. Vai, molto sogno. Vai. Ma voi Vai, che molto sogno. Ma che ci facevi stu di cannalluari? Vai. Cannalluari. Cosa è il cannalluari? Sì, vai via. Pare che chi finisce vuole il manicomio. Aiutatemi piuttosto, aiazziamo. Vai, molto sogno. Vai. Vai, molto sogno. Vai. Vai. Ai. Vai. Ma tu non essere Ignazio, mio fratello. Vai. Suo fratello? Vai. Ma vediamo, asciamo sento. Ignazio, fratello mio. E tu così? A quale confarsia a te? Che si babbaluccio? Confarsia? Io no confarsia. Io essere Frank, tuo fratello Francisco. Ed essere arrivato prima per fare voi tutta una sorpresa. Non mi toccare! Io sogno un figlio unico di madre vedova e tu Spirito Santo mi giunta. Lo capisti? Non avere per caso sbagliato casa. Ma ella poco fa sembrare parlassi di me. Oh mamma che mi sento brutta. Mamma mi sento brutta. Perché
perché questa donna svenire every moment? E poi chi essere? Non mi sembrare viso nuovo. Puoi essere... Sia lodato Gesù Cristo. Oh my God! Siete Suor Concetta? Sì, il Suor Concetta sogno. E questo è Pace Michele. Questo. Anche lui non mi sembrare viso nuovo. E poi, come mai parlare straniero e con voce, come dire, catarrata? Nella lettera c'è scritto in italiano, all right? Papà sia, dovessi sapere che una cosa è essere la teoria, invece un'altra cosa è essere la pratica. La teoria è quella cosa che serve per fare bella la facciata, mentre la pratica è quella cosa che serve per non fare rimorere di fame. Insomma, se io a questi paesani non ci parlassi di questa maniera, io non mi capirino, perché sono ignoranti, cocuzzona va, e quindi... Ti va! Non però io ti dirò a tutti, ma di chi a tutti? Rotti, ho capito! Non ci stare capendo nix, capito nix? Ti voglio dire... No, ti caretti, nada macca! Nada macca? Ma cosa dire, Pace Michele? Latino parlare? Io non ci stare capendo una parola, all right? All right! Io non sono da questo all right! Insomma, vuole che lo scrivo tutto quello che ci abbiamo dichiuso? Tieni! Sì, Antaliti a tutti di 90 paradiso con tutti i campi! E da te chiudo ti rivedo! Ti l'hai mai avuto? Mi stia a sentire, sorella Concetta. Io, di quando essere arrivato in questo posto, non avere capito bene se questa essere una casa di pace o un salone di barbiere. Quello che penso essere mio fratello Ignazio dice di essere figlio di Spirito Santo. Quella donna svenire every moment. Lei, sorella, che parla come una lavannara. E quello là col coso in mano che sembrare più un ghigliano zappatore di terra che un parriere. Io non avere molto tempo da perdere qui. Paese pure trasformato, troppa gente che io non conoscere più. Io avere premura per andare via. Volere lei aiutare a sistemare tutto? Se no, io dare tutto in beneficenza al vostro convento. Ma che convento è convento? Che gatto bricialoro? Di voce molto accaldata, molto passionale. Se tu non essere sorella, io avere altro futuro per te. Portare con me a America. Magari a tutti io. Sì, allora tu dire. Oh, per chiamarci che sogno confuso. Voleva dire confusa? Mi stai raccontando tutta? Ok, allora, farti fare bella vita. I have a good time. Vita spensierata, non è tonaca, troppi pensieri. Quasi quasi rompere a sto vuoto. Su dai, ancora accarezzare. Tu essere non monaca, ma una tarantola che mi stringe nelle sue ragnatele. Sì, tu. La tarantola, signore. La tarantola ballerina. Balliamo? Non deve ballare con me, Ma che ballare? Se si spiglia signora Rosalia, è altro che ballare. Con bastoni in sono. E poi, lei essere troppo famosa. Oh, vedessi che amici che non si ne adona si sistemano tutte cose. Pure tu e io sistemare. E ci donna, io sono una monachella e sono sposata con Dio. E vedi, chi tu già si innappuccio che sta facendo un scimonito con me. E se ne è finiti, è andato in convento con tutti i diavoloni che cogna. Ora pentitevi e lasciatemi in pace, che io, nelle mie preghiere al mio sposo, ce ne dico una anche per voi. Sì, grazie sorella.
non dire niente a nessuno di questo mio essere debole alla vostra carne. Ora capite come pigliamo mio figlio? Ora capite? Piuttosto ditemi, loro chi essere? In questa non essere casa di mio nipote Cicco. E lui dove essere? Volete lei aiutare a sistemare tutto? Se no, io dare tutto in beneficenza America, se lei non volere. Ma quando mai? Ossia dovesse sopportare di più se volesse davvero bene a suo nipote. Che illo, suo nipote, ce ne vuole assai. E lei come sapere? Lui detto? No, io dico. Come tu dire? No, io, come essere io. Cicco, vostro nipote, me l'ha confidato l'altro giorno in chiesa. Vero tu dire? Che tu? Ce lo giuro, per chiamarci, gridava, se ti l'avevi capiti. Io questo zio lo amerei, se ne potesse venire a stare a Terra Grotta, a stare a casa mia. Io ci facessi lo servo e ci andrebbe a cattare spesso uno giornale, lo sigaro. Lo sigaro? E come fa lui a sapere che fu uno sigaro? Già, era io. Non sape che non ci aveva fatto accorgimenti manco io stessa. Ma che cosa fiducia? Buongiorno, Sor Concetta. E questo bel giovane col coso in mano chi è? Un nuovo prete. Oh my god! E chi è questo gioiello? A che ci fa la mamma sulla sedia? Mi sembra di sognare. Non ti muovi e non truccare niente, che stiamo provando una partita commedia. E se rinesci siamo ricchi. Guarda Vadini e lasciami provare. Se rinesci siamo ricchi. È un titolo che non conosco. Ma, Sor Concetta, che voce strana che avete? Io la voce del personaggio da commedia ti dissi. Guarda Vadini a pescare i pesci che ti piacciono. Poi, via. No. Mi sembra davvero addormentato. E la mamma. Mamma. Non sapevo recitassero così bene. Sì un po'. Neanche tu parli. Hai battuto. Soldato, non mi sentite. Basta. Questo essere veramente un teatro. E io essere stanco di fare parte di buffone. All right? Va bene, ho capito che è teatro, non arrabbiatevi. Sapete che siete veramente bravi a recitare? E poi una pronunzia sembra proprio quella di un americano. A proposito, sai che a breve dovrebbe arrivare uno zio dall'America? Poteva benissimo aspettare di darla a lui da parte, Sor Concetta. Uno che? Uno bacio di mia lo volete? Certo sorella, di cui mi faria fare tutte cose. Però hai da tenere gli occhi chiusi. Che io mi vergogno. Va bene sorella, voi mi toccato cuore. Mi chiudete gli sti occhi. E chi nasce un bambinetto? Che mi venga un colpo se ti sto capendo una parola! Non ne la mamma perché continua a recitare? E voi chi siete? Vedi che tu io ho un corpo, se non che non hai di casa. In questo posto succedono troppo cose strane, troppo cose che non capisci più. Mamma, io mi sento brutta. E su, mamma, alzati! Avete finito di provare. Sor Concetta è già andata via. Sai che sei veramente brava a recitare? Anche il nonno. Ma questo signore che recita con voi, chi è? Sor Q? Ma di che cavolo sto parlando? Ma che hai un tafacci? Ma no, Sor Q, Sor Concetta. Ma
scusa mamma, non avete provato la parte della commedia Sarri Nesci siamo ricchi? Sarri Nesci siamo chi? Ah, perché c'è pure la commedia. E qua è scritto tutto un trito facile. Oggi volete proprio prendervi gioco di me? Basta, vado a studiare! Si può sapere dove è andato a finire tuo marito? È entrato in chiesa e si è portato via 2 tonache. Ora io come faccio? Devo dire la messa. Scusate, io andare via, tanto capire che qui non mi voleva nessuno. A mio fratello Ignazio averlo già visto. Peccato che lui essere, come dire, un po' confuso e non può più riconoscere me. Addio, me ne vado. Zio Frank, aspetta. Zio Frank hai detto? Allora non ho sbagliato. E tu sei Rosalia, moglie di Cico? Sì, zio, Rosalia sogno. Chiedo è tuo fratello Ignazio e chi sto? Chi sto è Cico, mio marito e tuo nipoti. Ma io... Nipote mio, vieni da tuo zio. Io non sono... Cosa non essere? No, zio, Idro dici non sono... è troppo libero. E dici che non sono, non mi sento che mi faccio pronto, preparato per questo miracolo. Ma vuoi essere lo mio nipote, non dover sembrare male. Forse tu triste perché ho fatto certe confidenze a sorella Concetta. Ma no, zio, lui è come volerlo tu. Bravo pure a cantare. Faccelo sentire lo ziuzzo, ciccuzzo. Vero così? Io... ci dici, zio, è troppo timido. Facci mica di sessuale, discorso da chiesa, con un budetto, i candileri. Cosa dire in bassa voce al mio nipote? No, netti, zio, ci dici, che la canzone la devi pigliare di una nota bascia. Nunca mi potevo studiare un musso, va, non potevo fare più lenti. Giù, giusto, ciccuzzo, che non ci fai senti, lo zio musso. Allora, tanto... E canta. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sogno quanto studiate! Sì, che sempre. direi che basti. Questa canzone essere andata a Sanremo? Oddio, a Sanremo proprio no. Ma sempre chi santa va a che fare? Ma che tu mi pare, zio, ti piacivo, com'è, come canta? Cantare canta, ma non essere lo genere di canzone che fa per me. Ecco. Rosalia, te cazzo sotti e dai cilli come stanno quando questo guardato. Intanto, compagno di casa, che signora che sta stanco, che voglio bucare. Non senti. Poi ci rivedo, ci fa dire che in ta chiesa ti si sta scudando a missa. Piuttosto, ciccozzo, perché non mi dico se un piano da sua si riposa 10 minutetti, giusto? Sì, forse è meglio, via. Io intanto inizio a preparare il testamento per lo notaio. All right. Che Dio mi perdoni. Che cosa di anni miei fedeli. Hai l'impressione che i vostri fedeli avranno tanti cosi dire. Ma no, lei, no. Ma per missa, che sicuramente saranno scudando in dialetto. Tu capisci di che tu stai parlando? No. I tuoi tonici che mancano. Penso proprio Sapirico che sta facendo Parrino. No, non ci credo. Parrino, allora così a mio marito non conosci proprio. I tu con nuovi carta bianca è fatta. Ma fatta cosa? Ma come fatta cosa? Pure a me santa a sto caso. Così, quella signorina da, non ci dà su permesso di inciarsi in ta chiesa e di fare armonica? E tu, io, in parola. Così è ca? E tu, e da. E sicuramente starai pure dicendo missa. E non mi volessi sbagliare. Ma penso di sapere quell'aucio che sta facendo Sarestano? Bastiano? Sì, proprio Idro. Oh no! Dove andare, Cico?
Da Cicco. No, non da Cicco, zio, non da Cicco, macimi. Zio, mi stai confondendo, vai. Piuttosto, perché non mi aiutati anche a andare a Pascio Frati da Suga, così si riposa, e vi posso conoscere a mio figlio Germanuzzo? No, io veramente vorrei conoscere solo sorella Concetta. Sorella Concetta? Ma come, Monica? Oh Gesù, ma tu ne mi esci un certi pintati? Ma non mi visto che mi saggio che è una picchicetta mascolina? Oh, dico io, ma aiutatemi, vi disse, schianare a Pascio Frati davanti, vi faccio conoscere a mio figlio Germano. Germano? Cosa, paese tedesco? No, meglio sorella Concetta. Sì, va via. Meno male che siete scherzoso. Andiamo tu, assieme, non facciamo niente di niente. Tanto di come eravamo parati, anche i nostri mammi ne canno più. Castiano, perciò mi raccomando, quale missa? Tali mita! Oh, quale benedizione? Tali benedizioni! Bravo, e ora sai che fa? Va, ti senti intasciata e mi chiami subito, come spunto no, o Pace Michele, o Mezzio, lo capisci? Di. Ah, via. Mi via Dio, ma tu dico! Arrivino, via, adito. Amico Dino vi tento, tenere tetti comunioni per tutta la settimana. A tale Tina, cavoli a me tanta mano, non ti idea di nulla. Ho detto tutto sta mano di menti, pattata e maturata! Bravo, anche questo è buono, così si fa. Guarda, via, e mi raccomando, poi. Dai, Oh, basta, vedi. Ma vedo cattiva tutte queste cose che ti succederanno di Giovanni. Io penso che avanti che finisce questa storia tu diventerai uno scienziato. Guarda via, e mi raccomando, chiamami subito, come spunto, o Pace Michele o Mezzio. Via. Di. Oh mamma, e pure fu una bella esperienza, pure questa di confessare. Pace Michele, io feci questo, io feci stavo, io rubai, io mi metti a tia ciccina, io mi metti con zio Cola. Insomma, mi passi di essere in tuo paradiso. Ah, ma che bello paese di ancioletti che avevo, che bello paese di ancioletti. Oh mamma, tu portello. E già su Pace Michele, con la faccia di ancioletto. Ma come moriamo? Come troviamo davanti a Santo Pedro? Tu, non ne la ricogli? E io che c'è dire a Santo Pedro? Che c'è dire a Santo Pedro? Ci posso dire che bagno da torre? Ci posso dire? Ah, poveri fissi. E come moriamo che comincia bello e ancora non l'abbiamo voluto capire. Poveri fissi. E permesso. Salutavo, caro compare. Buongiorno compare. Ciao, siete settati. Che volete fatta oggi? Babbo, capito? Voi pare che mi pigliate che fissi. A babba vorrei fatta. Settati. No, sapete perché? Perché qua fuori, visto Bastianello, non è che si mette a cantare e ha visto una bidere a ricogliere, a scattiare con sua moglie con bastone. Oh compare, ma che state dicendo? E allora se poi ogni cliente che c'ha, se stanno a mettere per moglieri, scusate, potessi chiudere la baracca, che discussione fai chiedi? Ah, ti settate, compare, facete tutto che non potessi dire. Meglio io. A oggi picciotto non hai, ti deve essere andata lì. Perciò la faccio di voi. Piuttosto, voi sapete che lui che siete città chiazza? Sì, compare. Oh mamma, c'era un mummuro, dice che stava a maritare in una battaglia. Sì, compare, una di Pitilini. Sì. Dinda! Ah, vuoi mo disso? Giusto appunto. Sì. E pare che io parla assai. Io non la posso sopportare. Per ora si stanno inquadrando. E ne parliamo. No, che sta storia vecchia. L'avete presente il porco quando chiama suonato il ruolo? Quando chiama suonato il ruolo con Pencio, è un battaglia se marita. Fino a non ne passa tempo. Io ho bevotto una notizia.
Che pari? Insomma, in ta chiesa, in ta canonica, a noi un parrino nuovo, fresco di seminario. E non lo sapete un livello. E poi sapete, la novità la messa in siciliano. Ma a me mi pare strano che voi non sapete niente. Io? E che ne sapevo, compare? E a dire la verità, voi siete il primo che mi conta, la verità. Lo sapete, sto discorso ci piaceva ai paesani. E sto parrino. Ci si un tuo cuore a tutti. E fissa, gli avessi potuto diventare papa. Petti, papa diventava. Papa. Ma questo parrino. Ecco allora, mesoro. Scusate, ma se manco capisci. E poi, come dissi, meglio di me volete sapere. Oggi non mi stai capendo proprio. Spiegatemi meglio, va. Dico, che sto parrinetto nuovo che viene da sto paese avessi potuto diventare papa se non veniva da sto paese di Angioleggio, va, capisco? Pare, a me mi pare che voi vi state peleando troppo assai per uno che manco conoscete. E poi, che siete strano, sto parrino, il fatto che dice la messa in siciliano, ci piaceva i paesani perché dicono che la messa non tengono meglio. Cacchituno di Cristi vuole, per quanto prima, insomma, se ci spedisce a Torre Rotta. E questo sapete perché, compare? Perché sono tutti cucuzzona e facciò. Che decidi, compare? Sì, compare. Cucuzzona, perché sono poco istruiti. E a capire siciliano ci viene facile a tutti. E faccioli, perché sono amanti dei furistieri. Pace Micheli, ora non ci sei più a sti fidusi. Ah, compare, ma come moriamo? Come ruamo davanti a Santo Pietro, da sopra? Io dai voglio a tutti sti fidettoni che parlano, già, hai visto? Chi apposta fanno? Statevo! Un pigiamasi? E proprio ora, sapevi so giù lo stomaco? Che c'è? Che vi succede, compare? Succedeva che bella sareggiti aveva sanari a sera ma papigliana io vuole nari Ma come cavolo parlate? Non mi stai capendo proprio? Mi volete spiegare? Completini, compare, completini e andare a cagare, scusate. O di pizzo di canto ogni volta. E dico ogni volta che vengo qua. Non mi fare una babba come dico io. Insomma, come la fare sta babba? A cacciare i papiri, basta, a cacciare i papiri. Oh, non mi faccio la babba, basta mi parlare più, buono, non sta babba. Buono. Ma faccio sta babba. Un fracassino. È bella questa maniera. È un taglio di lusso. Ma quale taglio di lusso? Ma se voi, ma Signazio, se voi nasci sto moratore, che c'entra ora con babbe? A mio figlio io ci segnalo babberi. Equazione, babba. No, non si dà. Vieni qua, faccio la babba. Usate sto coso, giochiamoci ad agio, per compagna d'Inza. Respirate. Bene. Controllatevi, non vi sediate. Trasiti. Babba, non me lo vai giù. Leggio, darci una seggia, trasiti, sittatevi. Minchia tu paese facci. Vai. Un pace e faccio. Allora non ne parlavano di discorso. Rauso, tornate qua, qua, come parla io non stai capendo. E tu che ci ridi, ho su papà suonato. Il fatto nada, ma tu dico, ti fanno tutti lo stomaco e ti fanno da fare di catari. Imbattonato. Che si sta raccogliendo? Sono moglie con bastone. Magari futti tua moglie.
sicuro. Ma lo sai che sei un grande suo cuore? Si può sapere di un non c'è finisciuto. E poi tu, non vai a sapere. Tu vadi, ma chi capito? Io ho obbedito, magari futti la moglie. E no! Ma lo sai che sei un grande suo cuore? Di porci, di maialà. No! Futti! Cotte! Perciò, vediamo se capito. La signora Rosalia non che me compari, perché io con basso circo sogno compari, ci sembra? Non futti siciliano, ma fotte italiano. Bravo! Bella cosa! Ottia! E fittate moraudica! Io volevo dire! Ti... Non è da moglie che sta venendo, o da più! Ah, perciò non è sua moglie che sta venendo. Good morning. Allora, ora capito. Still you? Ti. What you say? No, bedamati, io non tatto un'esi. Tatto? Cosa è il tatto? Oh, menti, e tu, tatto vuol dire saccio, che non lo sa, ecco. Mentre io so quello che avete combinato con... Tu mi capisci, ma andrete all'inferno. Intidi, non mi tati a timi, ma io di mita non tatto niente. Non ti farti molto dico. Ma sei a bene lì, cavarri! Dire senza d'ore che vuoi! Sì, cacciamoci! Che mi parete pure su così per tu! Dici la verità, che sto qua è pedagliata a babbo. Che non c'è a pannare oh, caro bagno, capito? Non me la so in casa pure tanta faccio, vedete qua? Cicco! Cosa dire io? Ma se Michele è una parola! Basta un bello ciuri! Ah, non picchiaste! Cosa ti sto picchiando? Dire a te faccio Michele? No, lui vorrebbe dire, insomma, ma voleste sapere, lui è stato suo parrino, boccia pace Michele che c'è in paese, è vero? E che? Dite il confuto! Che potevi tanto da paesi petto di Mintuni? Mintuni? Cosa essere Mintuni? Mintuni, ma come cosa essere? Ah, ma è la menta, una bella pianta di menta grossa. No! La menta fa autore! Ah, quella no. Senti, dov'è Cicco? E dov'è il barbiere? Vuoi andare a chiamare la signora Rosalia subito? Dubudu. Non è la signora Rosalia tintata! Non hai capito quanto ti ho detto, vai! Di, fatti di tutto che ti arrivano! Allora che si non basta! Ora ci faccio rioriola quando mi sempre vicino a tariffa e usci! Ah, siete contenti? Ah, faccio di stare con chi? Io vi saluto. E ancora stavolta senza papà. Ciao. Arrancare più ora! Qui Aucica? Sì. Non era un Sebastiano Ghidda? Rosalia, troppe cose strane succedono in questo posto. America è tutto normale. Quando venire un notaro? Ha visto a Ruano un momento, un mandai a chiamare con Germanuzzo. Così finalmente potremo chiudere tutti sti cosi. E voi, se volete, vi ne potete ritornare a America. E io finalmente di riprendermi la vesta.
A vesta? Pantalone volete dire? Si accomodi, prego. Aspetti, faccio io tesoro. Buonasera a tutti. Come vedo sono in anticipo. Ma quale anticipo? È più di mezz'ora che aspettiamo lei, notario. Scusate, Mr. Frank, ma non vede i testimoni? Ma come imbriaco? Ma che dici stavo? Caso? Come vi permettete? E siete pure... Ma siete una suora? Sia lodato Gesù Cristo. Oggi è sempre sia lodato. E speriamo che Dio, a voi notario, prima mi finite di concludere stato, e mi facesse arrivare un bel regalo. Che sorella, lei essere, come dire, troppo complessata. Ci avete pensato a quello discorso? Rosalia, ma che dici questo? Di quale discorso parla? Ah, ci volessimo spiegare per favore, che allo convento mi aspettano. Scusate, ma di quale convento siete? Non mi sembrate un viso nuovo. Ancora un regalo non c'è voi, notario. Ma, mamma, ora comincia a capire. Lei, anzi tu, mamma, ma cosa fai? Perché mi saccio? Io non ti chiudo stai, ma così. E se continui a parlare, figlio su me, i rannoni, bello, mi pare che mi sta fumicolando pure l'aucia. Ma di cui ho? Ma niente a studiare oggi. E va bene, vado di là a studiare. Tanto qui non si capisce più nulla. Era ora, va dentro. Signori, mi sa che qui ci stiamo perdendo in chiacchiere. Io direi di dare lettura al testamento, firmare e pagare. Ho altri atti da andare a fare. Ma come stavo sorracciato? In un'area parlate sempre di soldi. Un signoruzzo però, mi ci ne darei una picchietta? Andiamoci, poveri monachetti. Sorella, insomma, e ringraziate a Dio che indossate quest'abito, se no altro che soldi, ve li potevate sognare voi povere monachelle. Gli chiedo, visto che non mi toccava sto vestito. Cosa dire, sorella? No, parlava un notario. Sì. Che diceva che se non mi toccava sto vestito restava nuda, capire? Nuda, va, capito? Meglio se tu essere nuda. Ma come stavo su mania? Dico, a una monachella! Sarà, ma io più vi guardo e più mi sembrate... Io ti ho parlato, io ti ho prego signoruzzo, avanti mi dici di caincia, mi dici di confezionato. Invece mi parla da bambina, finiamo stato, forza. Meglio. Repubblica Italiana, anno 2006, giorno 10 del mese di settembre, in Torregrotta, in presenza dei testimoni, Rosalia Dio Monnescanza è libera e Suor Concetta inviolata. Inviolata? Ma quella inviolata? Pintinetta sogna ancora. Ah, dicevo. Continuate comunque. Dicevo, alla presenza dei suddetti testimoni, il sottoscritto Frank Shortino. Yes. Frank Shortino, scusa. Abitante in America, New York, via Madison Square, numero eccetera, dichiara con il presente atto di donare al signor Francesco Shortino, abitante in Torregrotta in via Mezzasalma, senza numero, tanto lo stesso, tutti i suoi averi, che ammontano alla somma di $1 milione. E dicesse lui? Ma siccome lui è troppo timido, io felice, privata, contenta insomma,
ho gridato per lui. Su, notaro, non fareci caso. Ella essere, come dire... sì, non ti scuzzare, che ne so le parole giuste. Rosalia, anche tu mortificare sorella Concetta. Quasi quasi, mi ne sapere capita vera. Su, notaro, finiamo quest'atto che lei deve venire in America con me. Ma Mr. Frank, si rende conto che quella è una monaca eppure... E come si allunga la mano ti voglio. Sau tu unica va a fare l'intoletto. Ma notaro, che facciamo? Mi spicciamo questi vicinanti? Io a dire la verità ho già finito. È solo da firmare e dopodiché sarete ricca. Cercate di fare buon uso di questi soldi. E camineranno, tu c'è chi ha felicità. Non il potere, né la ricchezza. Che certamente te la darà. E camineranno, tu c'è chi ha felicità. Lo faccio di me passo. A me che mi sento scaccio e mi desse un altro insegnamento. Sì, forse basta. Tu allora aver accettato mia proposta e spogliarti di abito di monaco per venire con me in America, ti farò felice, vedrai. Oh, all right. E allora babbo si dia! Non sogno una monica, no! Sogno a solo i butici! E per 4 soldi mi fingere di essere chi tu che non sogno! E lui allora chi è? Chi Dio vero Pace Michele? E io mi contento di morire povero e morti fame! Che ricchi e imbroglioni! Pace bene. Sono venuta perché ritengo dobbiate sapere la verità. Ma vedo che ci hai già pensato. Basta. Così, mi volevo mettere che adesso tanto sa. E poi, Sor Concetta... No, Mr. Frank, la colpa è vostra. Voi avete preteso troppo da questo vostro nipote. Le ricchezze, il potere non fanno la felicità. Già, noi ricconi che pretendiamo tanto. E piccolo come a mia è solo e lontano la terra un nasceo. Ci sono cose più importanti, è vero. Rosalia, Ignazio, voi siete solo la mia famiglia e io vi perdono, ma voi perdonate pure a mia. Venite qua. Oh Dio, grazie Dio. Grazie Dio. Onne tu essere dottore, onne. Impressione, o visti coccolo, pezzo di grasto siete ma vale salvaggio. Venite qua. Che tu dai la freschi e la giusto per tesoro, bene! Vieni qua! Vieni qua! Ora basta! Naghi pinni tutti di cadincia, picchi ora finiu tutti cosi. Fora tutti, fora! Oh, vedi. Gioia. Marituzzo, vedi che stai parlando pure cortino. A commedia, finivo. E allora mi ti ricordi a casa. Altrimenti ti do un colpo e ti stinnicchio. Ora basta. Ora mi si chiede. E mi un caro fatto. Ora parlo io. E se non ti sta muta, ti faccio luccare cauda.
Ha visto? A Roy, a Baronessa di Carini. A Monticello pianista. Stasera io ho pranzo. Amici miei, tornate qua che non può finire così sta commedia. Ma non poi, camminate. Attaccate la faccia della vostra moglie. Attaccate, non vi preoccupate, sai c'è cucciare le maniere. Ci statemo da gioco, Stai sicuro di me? E pure per una bella commedia. Lo sapete, se siete cristiani si divertono. Vi divertiste? Avete sapere che l'uomo di oggi non sa che vuole dire campare. L'uomo si spiglia matinariato e cerca che si fa vedere dell'aula, diverso di chi tu è. Cerca di essere più vecchio, più intelligente, più ricco. E sta malattia aveva picchiato pure a mia. Disgraziato che non sogno altro. E poi picchi che qua ci soldi che mi aveva dato mio zio Frank. Ricco, sì, ricco, ma solo infelice. Che ci come magari mi si mette con suor concetta per giocare una picca d'amore. Voi notate che parete tanto sciolti, pensate di essere felici. A sto mondo pensiamo di essere più scalzi dell'altro, invece la verità è una sola, è che siamo invidiosi e sempre pronti rispettiamo a quelli che sono diversi, come a mio figlio Germano o come all'amico Bastiano. O meglio sei tu che ci dici a tutti cose in ta faccia senza mi ti preoccupi dell'apparenza e cerchi sempre chi tu che pensi. Caro Pace Michele, parrai giusto stavolta. Infine una persona è ringraziata, a me Pace. Grazie papà Ignazio che mi insegnasti che in ta vita per essere felici uno non sa innamorare di soldi o di bellezza, ma a cercare solo di essere semplici come a Totò e Pippi. Il vero segreto della felicità sta nel chiedere molto a noi stessi e poco, veramente poco agli altri, nel riconoscere i propri limiti ed amarli. E Sarri Nesci, siamo ricchi. Totò, Giuseppe Giorgianni, Peppino Alessandro Sframeli. Notaio, Franco Formica, Brasi Nino Russo. Luana, Ada Alessi, Bastiano Placido Insana. Suor Concetta, Rosa Medini, Padre Michele, Salvatore Cannistrà. Ignazio, Nino De Tata, zio Frank, Giovanni Giorgianni. Germano, Alberto Insana, Rosalia, Miriam Formica. Pipparello, Giuseppe Scrameli, Cicco Enzo Spurio. Scenografia Giuseppe Dario Pitto, aiuti di scena Dominic Scrameli, Silvio Trovato, Alfredo Giorgianni, Pasquale Bongiovanni, Roberto Miduri, Antonino Calderone. Sceneggiatura Nino Russo, suggeritrici
Maria Fiore, Rosalba Ghillè, Vanessa Lidini. Service Nicola Quannistrà, Antonio Manfrè, tecnico del suono Tindaro Puglisi. Un grazie di cuore all'amministrazione comunale tutta per averci dato la possibilità e il piacere di trascorrere questa magnifica serata insieme a voi. Grazie amici torresi e speriamo un arrivederci al prossimo anno. E poi ritorna le onde che si sfrecciano giù, puoi arrivare fino al cielo blu, guarda quante stelle sei.